Vice Sindaco Andrea De Checchi, parliamo della stazione di Treviso, il biglietto da visita della nostra città per chi arriva sia in treno ma anche per chi poi dalla stazione di Piazzale Duca d'Aosta va in aeroporto, no? E quindi è importantissimo che questa struttura sia finalmente risistemata con questo grande progetto di restyling. Il Comune di Treviso come vi partecipa? È assolutamente fondamentale. Noi abbiamo appositamente voluto partecipare direttamente anche in termini di investimento a questa, direi, ristrutturazione più che restyling, nel senso che l'intervento è un intervento importante di svariati milioni di euro, ci avviciniamo ai 10-11 milioni, quindi non solo il fabbricato viaggiatori verrà completamente rivisto, ma verranno riviste anche tutte le aree esterne e anche il sottopasso sia in entrata sia in uscita, quindi è un intervento di grandissimo spessore. Come lei ha ben detto, la stazione, ma il Piazzale Duca d'Aosta, via Roma sono l'ingresso, sono il biglietto da visita della nostra città, quindi chi arriva in treno, chi arriva in autobus, chi arriva dall'aeroporto e chi va all'aeroporto arriva lì e la città si presenta anche da quel plesso, quindi è fondamentale rivedere quel plesso che ha i suoi anni e ha necessità di interventi ed è una delle programmazioni, degli interventi che noi abbiamo voluto assolutamente in maniera prioritaria, proprio perché crediamo che riqualificare la stazione porti con sé quel biglietto da visita di cui la città necessita. È come se io avessi un bellissimo hotel con delle camere splendide, con dei servizi magnifici, ma la hall di questo hotel è tutta da rivedere. Ecco, noi stiamo riprendendo proprio l'ingresso alla città perché il punto di arrivo sia all'altezza di tutto il resto della nostra splendida città.